Senta, lei ha citato, perché se ne è parlato molto in questi giorni, questa chat vergognosa, no? A proposito di come l'utilizzo dello strumento digitale poi possa finire in questo modo pessimo, questa chat scolastica in cui si faceva sostanzialmente, si faceva un sondaggio, Un i classici, sondaggio, sì. ecco, rispetto poi a delle giovani donne che sono cadute vittima dei loro carnefici, tra cui anche Giulia Cecchettin. Come è possibile arrivare a questo? Ma, credo che, insomma, innanzitutto è una questione di educazione, su questo dobbiamo fare una grandissima riflessione tutti noi genitori, e credo sulla poca consapevolezza di cosa hanno in mano oggi questi ragazzi, di come prendono per gioco anche un sondaggio come questo, che è vergognoso, ma che nasce da una insensibilità che forse ci deve far riflettere tutti quanti. Insomma, giocare su queste cose è inspiegabile, e credo che iniziative come quelle che facciamo oggi ci permettano di portare nelle scuole la ricerca di trasmettere a questi ragazzi che questo strumento è come un coltello, no? Il coltello può sbucciare una mela ma può uccidere una persona, Anche perché e quindi devono avere assolutamente la consapevolezza di cosa oggi può fare uno strumento come questo. Anche perché è sorprendente, no? Che questo giovanissimo poi arrivi con l'avvocato, il quale dice: ma il mio assistito si è subito mortificato. Cioè, è incredibile che come no, si sparino Sì, ma perché si pensa a un gioco, non c'è la consapevolezza di oggi come il bullismo, come una chat che gira possa mettere in difficoltà la fragilità di un minore e possa portare anche a dei gesti estremi. E quindi c'è bisogno veramente di iniziative come quelle che presentiamo oggi, che cercano di far ripartire da zero questi ragazzi e di renderli conto di che strumento hanno in mano, e soprattutto di quello che arriverà in futuro, perché la preoccupazione è che comunque questo continuerà a crescere, sarà sempre più pervasivo nella nostra vita quotidiana. L'applicazione dell'intelligenza artificiale e le fake news vediamo già cosa vanno a creare, e quindi se non abbiamo gli strumenti per leggere bene quello che ci arriva all'interno del telefonino rischia di creare mostri come purtroppo ogni tanto leggiamo.